Mister, che partita è stata? Una vittoria importantissima. La partita che doveva essere, questo ho chiesto in settimana ai ragazzi e questo hanno esattamente fatto. Devo dire che diamo continuità a quello che è stato il cammino, perché devo dire, l'ho detto la scorsa settimana, la prestazione non è mai mancata della mia squadra. Certo, abbiamo giocato un po' sotto pressione perché la vittoria ci mancava da un po' di tempo, però penso che l'abbiamo meritata, che l'abbiamo giocata bene e che siamo in linea con quello che dovevamo fare. Tra i fattori certamente più positivi, quello che in questo stadio non passa nessuno, il Castellammare è imbattuto. Questo è un bel assist che mi dai, è stata la premessa che ho fatto alla squadra, dal 2012 al 2016 per 4 anni e mezzo non abbiamo perso una partita, era un calcio diverso, il campo era in pietre, neanche in terra battuta ed era diverso per gli avversari venire, però Castellammare deve riacquisire questo spirito perché deve essere la nostra forza, questo è il nostro terreno di gioco e le motivazioni devono essere particolarmente importanti perché noi siamo una squadra che si deve salvare e deve fare valere il fattore campo assolutamente. Un secondo tempo complicato, tanto nervosismo, la sua squadra è stata brava però a saper gestire gli attacchi del Geraci e soprattutto a punire nel momento giusto sul finale di partita con Bah. Sì, dici bene, tanto nervosismo senza motivo, perché non c'erano né motivi né di classifica né societari né di... abbiamo tutta la tranquillità del mondo, i ragazzi devono pensare a giocare e a fare bene. È chiaro che una squadra che è imbottita con 5-6 under tutte le domeniche, qualcosina paghi in questo senso. Recrimino le assenze di Adamo, Cardinale, Tarantino, Musso, questa è gente importante che ti serve per gestire l'umore della squadra, perché poi la squadra gioca, non c'è niente da dire. Prossima partita contro il Mazara 46, una squadra che sta lì in alto, 12 punti prima di questa giornata, però il Castellammare ne ha 9 e potrà dire la sua. Ma guarda, assolutamente sì, mi ha insegnato il grande Vito Navarra che durante il giorno d'andata per 15 partite le devi misurare tutte, quindi prima o poi incontri quelle più forti, quelle meno forti, sicuramente la squadra di Giovanni Agono è tra le più forti squadre, però è sempre un piacere affrontarli per testare anche il nostro valore. Avvocato Castronovo, direttore generale del Castellammare, quanto è importante questa vittoria? È importante perché dovevamo ritrovare 3 punti per riprendere il nostro percorso verso la salvezza, per accrescere l'autostima dei ragazzi. Ricordiamo che è una squadra molto giovane e che quindi gli ultimi risultati non proprio brillantissimi avevano tolto un po' di sicurezza e di determinazione in campo, quindi abbiamo iniziato forse un po' col freno a mano, poi abbiamo preso le distanze. Devo dire che è una vittoria ben preparata in settimana da mister Mione, perché sapevamo del tiki-taka del Geraci e quindi noi ci siamo abbassati e poi siamo stati micidiali nelle ripartenze, quando abbiamo avuto occasioni siamo stati anche cinici, quindi è stata anche, come dire, una tattica voluta di aspettarli nella nostra metà a campo basso e poter ripartire perché avevamo visto le immagini precedenti e quindi sapevamo che era questa la forza del Geraci, l'abbiamo tolto profondità e penso che alla fine dei 90 minuti ritengo che sia stata assolutamente legittima la partita. Tenere il pallino del gioco senza mai o quasi impensierire il portiere penso che non valga a nulla. Tra i fattori più positivi il fatto che in questo stadio non si passa ancora imbattuto il Castellammare. E noi, questo è il nostro fortino e dobbiamo costruire la nostra salvezza qui. Ci sono diverse note positive della giornata su tutto il fatto che finalmente Malibà si è sbloccato, è un attaccante per noi assolutamente importante, intanto sia per la finalizzazione sia per aprire le difese avversarie, ma anche diversi giovani hanno ripreso a giocare come sanno, mi riferisco a Mattia Terranova, mi riferisco a Lampo, l'entrata in campo, un approccio importante della partita sia di Ganci che di Cinà. Voglio dire, i nostri giovani ci continuano a dare soddisfazione, noi ci crediamo su di loro perché i big purtroppo hanno i 2 big che mancano, mi riferisco a Gianluca Cardinale e Andrea Adamo, purtroppo per problemi fisici non stanno dando il loro contributo e quindi dobbiamo fare necessità virtù.